Bentrovati al meteo. Cala lievemente la pressione atmosferica. Non ci sarà per ora un deciso peggioramento del tempo, che invece avvertiremo nel weekend, ma insomma già venerdì si farà sentire una certa variabilità. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica del 29 gennaio ci mostra un contesto piuttosto nuvoloso. È un nuovo impulso perturbato proveniente da ovest che si fa via via sempre più spazio. Perciò in questa giornata avremo annuvolamenti alternati a schiarite e anche qualche banco di nebbia, specie sulla pianura meridionale della regione, e saranno possibili anche dei locali e deboli piovaschi. Temperature minime comprese tra -2 e 1 grado, valori massimi invece tra i 5 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove prevale una spiccata instabilità con occasionali piogge discontinue e intervallate comunque da parentesi asciutte e localmente anche più soleggiate. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime invece sui 6-8 gradi all'incirca. Uno sguardo ora al Trentino Alto Adige. Anche qui il cielo risulterà a tratti nuvoloso con qualche precipitazione, neve sui confini alpini intorno agli 800-900 metri. Temperature minime intorno allo zero, massime invece sugli 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.